Quarta corsa dal Savio e 4 anni sulla distanza del miglio. Sono in 12 al via: Aragonnal, Adelaide Di No, Achillea Jet, Alicante, Amber TR, Avocado Jet in prima fila, in seconda Athos Laxmi, Aboli, Andrea Spida, Liseo Griff, Azzardete, Iron Mabel, FM. Questo è lo schieramento. I favori sono netti per Avocado Jet numero 6, VP dell'Annunziata. Macchina che stacca con tentativo di assumere il comando da parte di Adelaide Di No. Si oppone però Aragonnal. Aragonnal in vantaggio, scende in corda Alicante in seconda posizione, mentre rimane all'esterno Adelaide Di No. In terza c'è Achillea Jet, poi al largo Avocado Jet. Tanto si adegua al largo Adelaide Di No dopo i primi 300 metri di gara. Aragonnal conduce e completa i 400 iniziali, lasciando sfilare invece Avocado Jet, che passa dopo 31 di quarto. Terza posizione alla corda per Alicante. Adelaide Di No retrocede, mentre c'è il tentativo di avanzata di Amber TR, ci sembra, in terza ruota. Amber TR si trascina Liseo Griff. E intanto dopo 600 in 45,4 Amber TR cerca di avvicinare la testa. Liseo Griff lo segue. 1 minuto e 4 decimi il passaggio agli 800, sempre Avocado Jet in vantaggio. Aragonnal che lo segue da vicino, poi Alicante. Quarta posizione per... anzi, terza è passato ora Amber TR, mentre cala Alicante. Allunga invece Avocado, che prende margine di vantaggio sui rivali. In seconda posizione si mantiene Aragonnal, mentre al largo c'è il tentativo ora ancora di Eliseo Griff, che si ripropone. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Avocado Jet che ha chiuso da tempo i conti e viene a concludere facile vincitore. Terza vittoria in carriera per Avocado, mentre per il secondo sul palo sono vicini Aragonnal e Eliseo Griff, vicini per il secondo posto. 30 a chiudere, 1:14,5 è record in carriera per Avocado Jet, VP dell'Annunziata, per conto di Paolo Romanelli, quota di 1,42 al totalizzatore. Vedete il finale, molto bello per Avocado Jet, netto favorito, quota di 1,42. Secondo posto probabile per Aragonnal su Eliseo Griff, che corre comunque molto bene nonostante i problemi. E alla fine deve probabilmente accontentarsi del terzo posto, preceduto da Aragonnal.